O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12. A cena a Betania. 6 ore prima della Pasqua Gesù è a Betania, dove stava Lazzaro, che aveva fatto risorgere a rinde morta. E Carlo faceva una cena. Marta si aveva a tavola e Lazzaro è l'una era imitato. Maria danna a fare una livre olio profumata e nardo di prima qualità, che costavano un sacco di denaro, e ho avuto in coppa i piedi Gesù e poi si mettette a studiare con tutti i capelli suoi. E subito tutta quella casa si regnette tutto quello profumo. E stesso danno Giuda Iscariote, uno dei 12 discepoli, che poi l'aveva tradito, dicette subito: perché non sei venuto per 300 denari che stuogli chi ne profuma? Con tutti quei denari si potevano aiutare parecchi pazienti. Chi sta dicendo questa cosa non perché non portassero i pazienti, ma perché erano mariuole e proprio perché te ne vista forza che denaro si rubava là dentro tutto quello che la gente ci metteva a rinde. E Gesù dando le ricette, lasciala fa, perché fatta questa cosa poi urna la sabordura mia. I pazienti staranno sempre insieme con voi, ma non potrete tenere sempre voi con me. Tutta la folla dei giurei, quando venette a sapere che Gesù stava in a quella casa, corrette subito là, non solo per vedere Gesù, ma pure per vedere Lazzaro, che essa aveva fatto risorgere a rinde morti. E tutte le capre private, stesse danno, piena decisione a uccidere pure Lazzaro, perché parecchi giurei stavano lasciando la sinagoga per via soia e cominciavano a credere rinde a Gesù. A trasuto a Gerusalemme. O giorno appresso, un cofano di gente era venuta per la festa, quando sapevano che pure Gesù stava venendo a Gerusalemme, afferrarono rinde in mano e frasche e palme e ascettano per incontrare essa. E alluccavano forte e si mettevano a dire: Osanna, gloria a Dio, benedetto quello che viene in nome del Signore, benedetto Re Israele. Gesù trovò una ciucciarella, saietta in coppa come sta scritto: non ti piglia paura, figlia di Sion, o viccan, o re tuo, viene assettato un gol a un figlio e una ciuccia. In quel momento tutti i discepoli suoi non afferrarono questa cosa, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che stesso stava scritto in quella essa e loro avevano proprio da fare come stava scritto in scrittura. Tanto tutta quella gente, poi che era stata insieme con essa, quando chiamai Lazzaro fuori a rindo sepolcro e lo facette risorgere in dei morti, a cominciarono a regnare a noi. E che la folla assai rossa li ette incontra essa, pure perché aveva saputo che Gesù aveva fatto questo miracolo assai rosso. Tutti i farisei invece, tanto si ricevono l'uno con l'altro, ma non vedete che noi non stiamo a rucchiare niente. O vicano, tutto il mondo, mo va presa essa. E i greci vanno a vedere a Gesù. Va tutti quelli che erano aiutati in da città di Gerusalemme per la festa di Pasqua, in gestione pure certe persone che erano venute a rindare a Grecia. Avevano sentito che tutta la gente parlava assai buono di Gesù e volevano vedere pure loro. Si accostarono a Filippo, che era uno dei 12 che veniva in da città di Betsaida, e le ricettano: Signore, volevamo vedere pure noi a Gesù. Filippo dicette a Andrea. Poi Andrea e Filippo jettano a dicere a Gesù. E Gesù rispondette a loro dicendo: è arrivato a loro che figlio dell'uomo stava a essere alzato a rindaroli rubate sue. Si nasce in rana, che ruota rinda a terra, non muore, non può portare frutta. Se invece muore, porta assai frutta. Vi posso assicurare che chi va bene la vita sua in coppa a sta terra, la perderà per sempre. Chi invece è pronto a perdere la vita sua in coppa a sta terra, la salverà per sempre. Se qualcuno vuole servire, non è sarete a me, perché dove starà G, là starà pure chi che mi vuole servire. E chi mi servirà sarà regnuto a noi innanzi al Padre mio. Gesù parlerà a morte sua. Gesù dicette ancora: l'anima mia è assai offuscata, e che già dice: Padre, fammi scansare quest'ora. Ma è proprio per questo che sono venuto qua. Padre, rignerò il figlio tuo. E subito una voce potente si sentette che veniva a cielo e diceva: l'ha già glorificato, regnerà Geroli ancora di più. Tutta gente che stava là vicino a essa sentette questa voce e dicette: è stato un tuo. Ad ancora diceva: no, è stato un angelo a cielo che ha parlato. E Gesù dicette a loro che la voce non era per me, ma per voi, perché mo stava a cominciare il giudizio di questo mondo. Mo oriavole, chi le sta comandando in coppa a questo mondo, sta per essere buttato fuori. E io, quando sarà già alzato a terra, porterò tutta la gente innanzi a me. Gesù parlò così per far capire a loro come aveva morito. Ma tutta quella gente le dicette: noi vi mentite a rinda legge,
che si dice come sia da campare per sempre. E come mai tu dici che il figlio dell'uomo ad essere alzato a terra? Ma chi è questo figlio dell'uomo? E Gesù rispondette a loro dicendo, ancora per un po' che la luce starà in mezzo a voi, perché sta veriga, camminate insieme a quando tenete la luce, prima che vi coglia la notte, perché chi cammina in oscuro non sa mai a dove va. Per questo, riga ancora, a voi, insieme a quando tenete questa luce, credete in la luce, perché solo così potete diventare figlio vero della luce. Dopo che avete tutte queste parole, Gesù se ne jetta là e se ne jetta a nascondere. E giurai non ci credono. Pure se Gesù aveva fatto tanti miracoli innanzi a loro, e giurai non volettero credere in Daisse. E che succedeva perché stava a compiere questa parola del profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla parola nostra? E ora ce lo Signore, a chi è stato spalafacato? E non potevano credere pure perché Isaia aveva detto ancora, ha fatto diventare ciecato l'occhio loro, e ha fatto industare assai il cuore loro, perché non vedessero con l'occhio e non capissero con il cuore, perché si convertessero, e io, Dio, e facesse sta buona. Questa ricetta Isaia che conosceva già la rolia sua e parlava di essa. Con tutte queste, pure in mezzo a chi li copriuno, parecchi che rettano rinda essa, ma non tenevano coraggio di dicere ancora a popolo, perché si piavano assai a paura dei farisei, che potevano buttare fuori a rinda la sinagoga loro. Tutte queste erano più attaccate a rolia e l'uomo che a rolia e Dio. Gesù dando a Luccaia a voce a Iavde dicette, chi crede rinda a me, non crede rinda a me, ma rinda a chi che mi ha mannato. Chi vede a me, vede pure a chi che mi ha mannato qua. Io sono venuto in questo mondo per far l'uomo a tutto il mondo, perché tutti quelli che credono in me non rimanessero in oscuro. Se qualcuno sente le parole mie e non le mette in pratica, io non lo condanno, perché non sono sceso per condannare il mondo, ma perché il mondo si potesse salvare. Chi manneia non mi può accettare le parole mie, te ne già chi lo condanna, e che la parola che ha giù predicata, che lo condannerà all'ultimo giorno, perché io non ho giù parlato a piacere mio, ma rubate che mi ha mandato qua e mi ha mandato a dicere e vi fa sapere tutto quello che aveva dicere a voi. E io saccio buono che occupando sua vita eterna, perché tutte cose che riga a voi e righe proprio come Padre la ritta a me.